Oggi si sale al rifugio Senes e al Ucha Mont de Senes. Si tratta di due rifugi poco distanti l'uno dall'altro. Il rifugio Senes è aperto anche durante l'inverno in determinati periodi, invece l'Ucha Mont de Senes, che praticamente è il punto di riferimento per chi durante l'estate sale in direzione della Muntagela de Senes, invece durante la stagione invernale rimane chiuso. Dal Veneto all'Alto Adige, dal Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo al Parco Naturale delle Dolomiti di Braies, al confine con quello che è il territorio geografico di San Vigilio di Marebbe. Le Dolomiti d'Ampezzo perché il punto di partenza è in località San Uberto, in direzione di Malgarastua, che si raggiunge lungo questa strada invernale in poco meno di un'oretta, e da Malgarastua la lunga salita che mi porta direttamente al rifugio Senes, quindi uscire così dalle Dolomiti d'Ampezzo, dalla regione del Veneto, ed entrare all'interno dell'Alto Adige, le Dolomiti di Braies e le Dolomiti di Marebbe. E arrivare quassù in Malgarastua per me è sempre un piacere. Si tratta di un punto di riferimento importante durante le mie escursioni, indipendentemente dal periodo, durante le varie stagioni. Malgarastua è quella che io considero un po' la porta di chiusura del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, prima di risalire in direzione del rifugio Senes, dell'Ucha Mont de Senes e il più lontano rifugio Biella, che da un punto di vista territoriale è l'ultimo frangente prima di entrare all'interno delle Dolomiti dell'Alto Adige, le Dolomiti di Braies. E da Malgarastua il sentiero che si deve seguire è il numero 6, che si addentra all'interno del Vallon Scuro in direzione del Champ de Croce. Questo è il Champ de Croce, a poco più di 1700 metri di altitudine. Se da Malgarastua le temperature sembravano, il sole sembrava dare inizio a una giornata quasi primaverile, arrivato qui al Champ de Croce le cose cambiano notevolmente. Un forte vento che scende direttamente dalla Valsalata e quindi rivestirsi nuovamente con dell'abbigliamento adeguato. La via di cammino rimane sempre sul sentiero numero 6, su questa bellissima forestale ben battuta, in direzione sempre del rifugio Senes, solo che dal Vallon Scuro si entra in questo momento all'interno della Valsalata.
C'è da dire che appena lasciato Chan Po de Croce inizia la parte più impegnativa dell'intera giornata, dell'intero itinerario. Una salita che quei poco più 400 metri di dislivello si snoda all'interno di questo tratto, poco prima di giungere alla biforcazione dei due sentieri, quello che a noi guarda verso il rifugio Sennes e al sentiero opposto che guarda in direzione del rifugio Biella. Il vento si placa e il sole torna a riscaldare questa mia bellissima giornata. Lascio a questo punto il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, quindi all'interno della regione Veneto, ed entro in Alto Adige, al Parco Naturale di Fannes, Sennes e Braies. E arrivato a questa deviazione di sentiero, lascio il sentiero numero 6, quello che è risalito lungo la Valsalata e che sulla destra porta in direzione del rifugio Biella e dell'Alpe e Lago di Fosses. Proseguo in direzione del rifugio Ucha de Sennes, direttamente sul sentiero 6/A. Ed eccomi al rifugio Sennes, a Ucha de Sennes, a 2126 metri di altitudine. Sono poco più di 400 metri di dislivello direttamente da Malgara a Stua, per un totale di un cammino in poco più di un paio d'ore. E lascio da parte temporaneamente il rifugio Sennes, proseguo il mio cammino in direzione dell'Ucha Monte de Sennes, il rifugio Monte de Sennes, ai piedi della Montagela de Sennes, quindi un nuovo tratto che si aggiunge con un nuovo dislivello da affrontare.
E ne vale veramente la pena, perché dal rifugio Sennes si tratta di una deviazione di meno di una ventina di minuti, un quarto d'ora, insomma 20 minuti al massimo. Siete qui al cospetto del rifugio de Lucha Monte de Sennes e in lontananza la Muntagela de Sennes. E ciò che mi sta attorno adesso spazia all'interno di un panorama che si apre all'interno di questo versante delle Dolomiti di Fanes, Sennes e Braies. Territorio geografico questo del rifugio Sennes e anche del Lucha Monte de Sennes di San Vigilio in Marebbe. Ed è un silenzio quasi surreale, impensabile. Pensate che l'unico rumore che in questo momento riesco a sentire è quello dato dai miei passi quando mi muovo all'interno di questo meraviglioso mare di neve, di roccia, quella che più rappresenta maggiormente le Dolomiti di Fanes, Sennes e Braies, soprattutto da questo versante. Ed è Lucha Monte de Sennes a 2176 metri di altitudine, circa 20 minuti dal rifugio Sennes, una cinquantina di metri di dislivello, ed ora si ritorna nuovamente al rifugio Sennes e se magna. Ed ora, dopo una meritata pausa con un bel piatto di tagliatelle al ragù di cervo ad hoc del rifugio Sennes, riprendo il sentiero di rientro. Scendo nuovamente lungo il sentiero del mattino, quindi affronto la prima parte lungo la Valsalata per poi giungere al Ciampo de Croce, rientrare quindi all'interno delle Dolomiti Bellunesi, all'interno del parco naturale delle Dolomiti d'Ampezzo, e salutare quindi il parco naturale di Fanes, Sennes e Braies e scendere in direzione di Malga Rastua, che è stato il punto di partenza di questa mia escursione. Ed ora, a differenza delle ore precedenti, il sole gira, guarda ora verso la parte finale di questa giornata ed illumina maggiormente quelle che sono le vette di questo versante ad ovest della Croda Rossa, uno degli emblemi sicuramente più famosi all'interno delle Dolomiti di Braies. I don't care what people say you love me. I don't care what all the things, cause I feel okay. I don't care what people say you love me.
fine. Okay, okay, let me show you how nice. Okay, okay, 'cause I like it like that. If I dress like that, you're gonna have to. E questa è una data da mettere in cantina, da mettere in soffitta, da tenere da parte per i posteri. Sabato 4 marzo 2023, una giornata a dir poco meravigliosa, una giornata dove qualsiasi commento, qualsiasi pensiero in questo momento risulterebbe superficiale. Makes me think that ain't nobody perfect. Something in my mind makes me think that ain't nobody perfect. Something. Ed eccomi nuovamente al Chan Po de Croche, ormai 10 minuti ancora per arrivare in Malgarastua. Da un punto di vista di tempistiche, partendo direttamente dalla località di San Uberto in zona Fiames, lungo la strada che da Cortina si sale direttamente in direzione di Dobbiaco, si giunge in Malgarastua in circa 45-50 minuti. Da lì inizia la vera e propria escursione, quindi quelle 2 ore e un quarto, 2 ore e 20 che separano Malgarastua dal rifugio Sennes, per un dislivello di più 550 metri. Poi per raggiungere direttamente il rifugio o Lucha Monte de Sennes, come lo si vuol chiamare, sono poco più di 50 metri di dislivello e si raggiunge in circa 20 minuti. Per il pranzo ovviamente consiglio, visto che è aperto anche durante la stagione invernale, il rifugio Sennes con quelle sue ottime tagliatelle al ragù di cervo. I don't care what people say, you love me. I don't care what all the things, 'cause I feel okay. I don't care what people say, you love me. Love me, okay, okay. Let me tell you I'm fine, okay, okay. Per quanto riguarda invece gli accessori tecnici, le ciaspole unicamente se avete in programma qualche fuori pista, se volete camminare all'interno della neve soffice e vergine, all'interno di questo bellissimo altipiano. Invece se volete salire direttamente a Lucha Monte de Sennes, seguendo la forestale interna molto ampia e ben battuta, allora in questo caso sono più che sufficienti i ramponcini. Makes me think that ain't